Marco Ticca, al via un'altra stagione, la presentazione delle squadre che alla Torres daranno vita a una stagione, ci auguriamo tutti, positiva, di crescita e perché no, portare qualche risultato importante in questa maison che, ricordiamolo, è la storica della Sardegna, essendo la prima nata per quanto riguarda il vostro sport. Sì, i grandi risultati, al di là di quelli agonistici, li stiamo già raggiungendo con il fatto che il tennis è diventato veramente di un appeal incredibile. Noi forse, se avessimo avuto il doppio dei campi, oggi potremmo far giocare tutti con soddisfazione e con divertimento. Purtroppo la struttura è questa e quindi ci dobbiamo un po' tutti stringere, insomma cercare di rendere il circolo più accogliente possibile, ma questi siamo. Per quanto riguarda le squadre, sì, partiamo con ambizioni di promozione per quanto riguarda la squadra maschile e con ambizioni di salvezza con quella femminile. Il campionato è già partito, siamo in tutti e due i campionati in posizioni tranquille, diciamo, ed è tutto un divenire. Parliamo del futuro invece, di quel settore giovanile che poi alla fine sta diventando importantissimo, specie per le cose di cui si disquisiva prima, nel senso non ci sono spazi, però abbiamo notato che i campioni veri, insomma, hanno tutti delle età abbastanza impensabili qualche anno fa, no? Però i talenti crescono solo e esclusivamente con le scuole e voi dovete fare, o meglio, continuate a fare della scuola tennis un vanto, un punto di partenza. Ecco. Ma assolutamente, intanto la Federazione Italiana Tennis e Padel nei suoi regolamenti ha inserito la presenza dei vivai obbligatori, quindi noi nelle squadre di Serie B abbiamo la metà della squadra che deve essere composta da vivai, è proprio un obbligo federale per poter scendere in campo, quindi per noi è un dovere e un piacere cercare di far crescere qua i nostri vivai, significa ragazzi che siano nati qua, che siano cresciuti qua, quindi è importante sia dal punto di vista agonistico, oltre ovviamente al punto di vista sociale, perché vedere 150 famiglie che hanno la possibilità di lasciare i loro figli qua in un ambiente sano, protetto, in un ambiente, io non voglio mai parlare male delle altre discipline perché sono un appassionato di calcio, di basket, però veramente il tennis è probabilmente la disciplina che dà un esempio di comportamento che le altre discipline purtroppo, soprattutto da parte del pubblico, talvolta anche dei giocatori, questo non succede, quindi noi siamo orgogliosi di come abbiamo impostato la nostra scuola tennis, che cerca sì di creare giocatori, ma di creare uomini, di creare donne, persone che poi nella vita abbiano quegli skill che gli permettano di potersi affermare al di là dello sport.